nuovo DPCM, il primo dell'era Draghi, che scatterà dal 6 di marzo. Nodo scuola, chiusa in zona rossa con più di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Stop anche in zona arancione e gialla. Doppie prenotazioni con un solo codice fiscale. Scoppia il caso furbetti nella vaccinazione del personale scolastico. ULSS, Euganea e Regione avviano le verifiche. Il Covid può avere complicazioni serie anche nei bambini piccoli che hanno avuto l'infezione. Sono poi guariti. Il caso studiato dall'equipe medica padovana del professore Gianni Di Salvo. A Ring, intervista esclusiva al commissario della Lega in Veneto sul caso Fregolent, lancia il codice etico di comportamento, poi la stoccata ad Are che ha contestato il suo operato e la mancata rappresentanza del partito a Roma. È morto dopo 7 mesi di coma il 64 anni di Cornuda, che nel luglio dell'anno scorso fu colpito con brutale violenza dal giovane amico bellunese. Domato il furioso incendio divampato ieri a mezzo canale in Val di Zoldo, ma la protezione civile regionale lancia l'allerta per le numerose aree montane a rischio rogo. A Venezia al via la seconda edizione del progetto Occhio al Passo per aiutare i giovani che per un motivo o per l'altro hanno abbandonato la scuola, promuovendo percorsi di crescita ad hoc. Ben ritrovati, buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Alle 18:45 è convocata la conferenza stampa a Palazzo Chigi per raccontare agli italiani il nuovo DPCM, che dunque è in dirittura d'arrivo e sarà valevole a partire dal 6 di marzo e fino al 6 di aprile. È il primo dell'era Draghi. Il nodo è quello della scuola in zona rossa, tutto chiuso, e fin qui non c'erano dubbi. La svolta nelle altre fasce, che siano arancioni o gialle, il parametro è quello dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti per almeno 7 giorni di fila. Con queste cifre torna la didattica al 100% a distanza. Il provvedimento vale anche solo per province e comuni, non necessariamente per l'intera regione. Queste dovrebbero essere le linee guida del nuovo DPCM. Nel vertice d'urgenza di oggi tra governo e regioni, il numero 1 di Palazzo Balbi ha confermato la sua contrarietà. Dice Zaia, il numero di casi per abitante penalizza in modo evidente chi fa più tamponi. Uno schiaffo insomma ai virtuosi. E poi un altro terreno di forte dibattito: se si chiudono le scuole si deve contestualmente dare lo stop anche ai negozi. Questo dice il DPCM. Dunque davvero tra pochi minuti ne sapremo di più e capiremo anche quali saranno i comportamenti che le regioni dovranno tenere con l'innalzamento dei contagi per quanto riguarda l'apertura oppure la chiusura delle scuole. E a questo tema è dedicato il sondaggio della serata di Ring. Le scuole chiuse, stop anche ai negozi? Questa è la domanda che vi poniamo. Dovete comporre lo 0422 16 26 691 se la vostra risposta è affermativa. Se invece è negativa, lo 0422 16 26 690. Il risultato questa sera in onda a Ring. Vi ricordo che la chiamata è completamente gratuita. E nell'attesa di ascoltare il nuovo DPCM proprio in diretta con Palazzo Chigi, andiamo a vedere i dati del Veneto del contagio, perché sono 1253 i nuovi casi di coronavirus in Veneto, 460 quelli dell'ultimo bollettino della sera. Qui si aggiungono i 793 del bollettino di questa mattina. Il numero totale dei decessi in Veneto dall'inizio della pandemia è di 9.888. Ed ora parliamo di vaccinazioni, furbetti delle prenotazioni, scoperte prenotazioni multipli con i codici fiscali da parte del personale scolastico. Facciamo il punto su questo caso. Il principio è un codice fiscale, un vaccino, e su questo non ci piove. Con l'ottica proprio anche nel rispetto proprio della massima trasparenza ed equità. Un codice fiscale, un vaccino. Sono in corso le verifiche per far luce sul caos prenotazioni per il vaccino del personale scolastico della provincia di Padova. Nelle scorse ore l'USL 6 aveva bloccato il sistema dopo la scoperta di prenotazioni multiple attraverso l'utilizzo di un solo codice fiscale. I casi sospetti al momento sono più di una decina. La preaccettazione online avveniva infatti attraverso il codice fiscale sulla base degli elenchi forniti attraverso il MIUR, ha spiegato Ivana Simoncello dell'ufficio prevenzione dell'USL, che sta studiando delle migliorie al sistema informatico. Stiamo applicando degli ulteriori filtri
al sistema informatico in modo tale da permettere che un'unica persona si prenoti di volta in volta. Il caso padovano però sembra essere l'unico. Nelle altre province la vaccinazione di docenti e personale ATA sta proseguendo in modo regolare, ci ha assicurato il provveditore regionale agli studi Carmela Palumbo. Per quanto riguarda gli insegnanti, adesso indubbiamente tutta la programmazione, cioè quelli che sono prenotati ovviamente rimangono. La programmazione futura deve essere rivista in funzione di quelle che sono le nuove indicazioni, perché indubbiamente dobbiamo tener conto di queste ultime, quindi dobbiamo inserire queste fasce d'età degli anziani che prima non erano state rappresentate come una forma di priorità. Su disposizione regionale dunque si accelera sulla vaccinazione degli anziani e già a partire dalla settimana prossima verranno convocati nel Padovano le classi a partire da quella del 1929. I prossimi a ricevere la convocazione dopo settimane di polemica saranno i farmacisti, mentre è iniziata la vaccinazione del personale carcerario. Tra le buone notizie il sensibile aumento di dosi in arrivo di vaccino per marzo. Entro fine mese per il Padovano sono previste complessivamente 60.000 dosi di AstraZeneca, 16.000 di Moderna, 50.000 di Pfizer. Questo incremento ha portato alla decisione di aumentare le linee vaccinali. 8 linee in più saranno attivate nel padiglione 6 della Fiera di Padova e altre potrebbero essere aggiunte alle 16 già predisposte dal Comune. 2 linee in più a Cittadella e a Loreggia, mentre per la Bassa Padovana i centri di Este e Monselice saranno attivi più giorni a settimana. Il nuovo direttore generale Paolo Fortuna ha aggiornato anche sulla situazione delle case di riposo, dove dopo la campagna di vaccinazione il virus sta scomparendo. Attualmente sono gli 11 gli ospiti positivi su 4.079 e 9 gli operatori su oltre 5.000. Un fatto grave sul quale la Regione Veneto sta compiendo tutte le verifiche, così si è espressa oggi l'assessore Emanuela Lanzarin. Però oggi non ho elementi da darvi per capire se è diffusa, se c'è stato solo un caso nel Padovano e quanto eventualmente sia diffusa. Certo che la cosa è grave. Tramite Azienda Zero, la Regione Veneto ha chiesto una relazione all'ULSS di Padova per una verifica complessiva delle cosiddette prenotazioni multiple per sottoporsi a vaccino, vale a dire prenotazioni anche a nome di parenti o amici utilizzando il proprio codice fiscale, scoperte dall'ULSS Euganea tra quelle destinate alla vaccinazione del personale scolastico. Fatta chiarezza sui fatti, saranno valutate le azioni da intraprendere. Credo che i furbetti non debbano trovare spazio, insomma, in una questione che riguarda appunto l'intera popolazione, che riguarda appunto tutte le fasce d'età, ma soprattutto con un concetto che in questo momento noi abbiamo un piano e stiamo cercando di rispettare il piano. Un piano vaccinale che nei prossimi giorni vedrà la chiusura di un cerchio. Sono stati informati le singole aziende di partire, come diceva ieri il Presidente, già dalla settimana prossima e quindi dall'8 di marzo con il ricongiungimento delle corti per quanto riguarda gli over 80. Parallelamente continua la vaccinazione del personale scolastico e delle forze dell'ordine. Abbiamo iniziato, come diceva ieri il Presidente, a distribuire anche per le prime 3 categorie, che sono quelle di soggetti fragili con patologie particolari, che verranno vaccinate nei centri di riferimento regionale. Torniamo a Padova con il nuovo direttore dell'azienda ospedaliera, con lui facciamo il punto sui vaccini ma anche sul nuovo ospedale, sulla pediatria. Attenzione alla cura della persona, gestione delle vaccinazioni anti-Covid e grandi opere come il nuovo ospedale di Padova Est e la nuova pediatria. Inizia così il mandato del nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. A preoccupare maggiormente il nuovo DG però sono i contagi che tornano a salire, così come il numero di ricoveri. Il mese di marzo è iniziato con 33 accessi per Covid in 24 ore in pronto soccorso. Attualmente noi abbiamo dei 58 posti letto presenti malattie infettive, 51 occupati da pazienti Covid. È un numero importante. Abbiamo dovuto pertanto aprire, come ben sapete, il sesto piano del monoblocco, diretto dalla professoressa Maria Luigia Rondi, che su 10 posti letto ne ha già occupati 9 a ieri sera. La terapia, l'area semi-intensiva, con 18 posti letto, ne ha occupati 17. L'area critica, la rianimazione centrale, la stiamo riconvertendo tutta per i pazienti Covid.
Nel frattempo si prosegue con le vaccinazioni. Su 7.428 operatori sanitari vaccinati, 4.110 hanno già ricevuto la seconda dose e per i restanti è già stato programmato il richiamo. Anche in azienda l'adesione alla campagna vaccinale è stata alta, l'80%. Poi si procederà alla vaccinazione dei pazienti trapiantati e oncoematologici e si vorrebbe inserire anche gli ultraottantenni ricoverati in ospedale. Sul fronte del nuovo ospedale dal Ben è chiaro. Per il mese di aprile l'intenzione dell'azienda e mia è quello di procedere alla gara di apertura europea per l'affidamento dei lavori del servizio di ingegneria e architettura per la realizzazione del progetto. Le fasi saranno 4, il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo e la direzione dei lavori per un totale di 35 milioni e mezzo di euro. Da febbraio inoltre l'azienda ha chiesto all'ANAC di attivare il protocollo di vigilanza sulla regolarità del percorso. Aprile sarà anche un mese cruciale per la nuova pediatria, si attende infatti la conclusione della verifica e validazione del progetto esecutivo. Ed è stato proprio l'ospedale di Padova a mettere in piedi un protocollo eccezionale per curare un bambino asintomatico al coronavirus ma che ha avuto grossi problemi cardiologici soltanto dopo. Il Covid può avere complicazioni serie anche nei bambini piccoli che hanno avuto l'infezione e poi sono guariti. Il caso è stato studiato dall'equipe medica del professore Giovanni Di Salvo del Dipartimento della Salute della Mamma e del Bambino. Lo studio si è basato dopo aver curato un piccolo che non presentava patologie preesistenti. Il bambino di 4 anni, precedentemente sano, è stato ricoverato per febbre, congiuntivite e rash cutaneo e risultava negativo, mentre gli anticorpi IgG anti-Covid erano positivi. Circa un mese prima infatti un suo familiare aveva contratto il coronavirus, mentre il bimbo era sempre stato asintomatico, ma evidentemente aveva contratto anche lui il Covid. Durante il ricovero le condizioni si sono aggravate, dopo una valutazione cardiologica è stato trasferito all'unità cardiologica pediatrica dell'ospedale di Padova. È qui che viene fatta la diagnosi di dilatazione neurismatica della coronaria sinistra con occlusione trombotica determinante un infarto acuto del miocardio. È stata trattata con un farmaco che si chiama trombolitico, che è un farmaco che serve a sciogliere i coaguli nel sangue. Si tratta di un tipo di farmaco che viene utilizzato raramente, molto raramente, in età pediatrica e viene utilizzato in quelle poche volte nelle complicanze più aggressive della malattia di Kawasaki. Questo quadro clinico che noi abbiamo visto correlato al Covid, in questo caso particolare, ricordava molto una forma molto aggressiva di Kawasaki. Ora il piccolo, grazie alle cure del professor Di Salvo, è a casa, ma necessita di controlli specialistici e di farmaci antinfiammatori. Il suo caso rappresenta ad oggi un unicum al mondo nella letteratura della cardiologia pediatrica. È una complicanza estremamente rara che colpisce persone, bambini in questo caso, che hanno una suscettibilità particolare. Ora andiamo a Venezia. Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato il decreto che rinvia le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano previste per il 21 di marzo. Un atto dovuto in conseguenza all'approvazione dell'emendamento alla legge Mille Proroghe che sancisce il rinvio delle consultazioni elettorali e il rinnovo del procedimento elettorale entro 60 giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della città metropolitana. Per la nuova data della convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano servirà attendere l'esito del voto di 11 comuni. Intervista esclusiva ieri sera a Ring con Alberto Stefani, commissario veneto della Lega Nord. Sul caso della senatrice Fregolent, Stefani lancia il codice etico, un codice di comportamento per i politici, e poi diretto contro D'Arè che ha contestato i giorni scorsi il suo operato e la mancanza di rappresentanza del partito del Nord-Est a Roma. Non stiamo parlando di un reato, l'ha detto anche Zaia oggi, stiamo parlando di una questione di inopportunità. Sul tema etico potrebbe anche essere interessante costruire, redigere un codice etico, visto che parliamo del campo dell'opportunità. Invocata da giorni, la parola del commissario della Liga Veneta sul caso Fregolent arriva in diretta a Ring. Ieri sera Alberto Stefani ha chiarito che la posizione della senatrice, che ha beneficiato del bonus comunale come aiuto per pagare i centri estivi del figlio, verrà valutata, il caso discusso, ed è evidente che il fatto impone al partito di tutelarsi, istituendo finalmente in politica un codice di comportamento, quasi a dire
dire che il ruolo va conquistato ma anche meritato. Il partito che ha la maggioranza in Veneto inizia così a mettere i primi paletti e a liquidare ogni possibile polemica o contestazione. Io ripeto, non ho tempo per fare polemiche e le questioni le si affronta, è giusto affrontarle nelle sedi opportune come è doveroso affrontare. I militanti sanno che i commissari all'interno della Liga Veneta sono esistiti. Io tra l'altro sono stato il commissario che Gianantonio Darè ha nominato su Venezia. Stefani esclude la rivalità tra il leader Matteo Salvini e il presidente Zaia, minimizza sull'assenza dei sottosegretari a Roma, ma soprattutto lancia un messaggio preciso ad un esponente di peso del territorio come l'europarlamentare Gianantonio Darè, negando che le sue dichiarazioni abbiano dato voce al malessere della base. Ne parleremo chiaramente nelle sedi opportune del fatto che le polemiche è meglio farle nelle sedi opportune che farle chiaramente sui giornali. È una delle prime regole che viene insegnata a chi ottiene la tessera militante, no? Quella di non fare polemiche e di guardare avanti. Apriamo la pagina della cronaca. Giuseppe Verdasco, pestato, muore dopo 7 mesi di agonia. Le liti e il pestaggio nella sua casa cornuda. L'amico bellunese ora rischia l'accusa di omicidio. La situazione era sempre gravissima, è sempre stata gravissima, era sempre, diciamo, un passo dalla morte, non aveva più ripreso conoscenza. Giuseppe Vendrasco si è spento ieri presso la casa di riposo Umberto I a Montebelluna. Aveva 64 anni ed era in coma da 7 mesi e mezzo. È questo appartamento all'ultimo piano di via Manzoni a Cornuda il luogo dove è sfociata la terribile lite che ha portato alla sua morte. Cassetta delle lettere vuota e appartamento chiuso. Tutto qui è sigillato dal 10 luglio 2020, giorno in cui Vendrasco era stato trovato nudo e privo di sensi all'interno della sua mansarda. A colpirlo in testa con una colonnina di marmo era stato un suo amico ventenne originario di Quero in provincia di Belluno. In questi mesi è stato prima a Cafoncello, poi è stato portato a Castelfranco e ultimamente era all'ospedale di Montebelluna. Da circa una quindicina di giorni era stato trasferito alla casa di riposo Umberto I. Ora per la morte di Vendrasco il ventenne rischia l'accusa di omicidio. Bisognerà però accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di autodifesa. Il ragazzo all'epoca dei fatti aveva spiegato di essere stato legato al letto della mansarda proprio da Vendrasco, che lo avrebbe tenuto in ostaggio per 48 ore. La situazione tra i due sarebbe degenerata in una lite violenta quando il giovane riuscì a liberarsi. Da quel terribile epilogo mai gli inquirenti sono riusciti ad ascoltare la versione di Vendrasco, dal momento che il 64enne non si è più svegliato dal coma. Avrebbe potuto chiarire almeno dalla sua parte quella che poteva essere l'esatta ricostruzione o comunque il suo punto di vista. Il sostituto procuratore Anna Andreatta ha disposto per venerdì prossimo l'autopsia sul corpo del 64enne. L'esame servirà a stabilire il nesso tra la botta in testa e il decesso dell'uomo. È molto importante perché chiarirà se l'evento morte è collegato ai fatti, diciamo, di sangue che sono avvenuti 7 mesi fa. C'è stato un incidente mortale nella Bassa Padovana a Piacenza d'Adige. Schianto mortale lungo la strada provinciale 91 a Piacenza d'Adige. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente tra un furgone e un trattore. Nell'impatto violento è deceduto l'autista 75enne del camion. L'uomo è morto sul colpo. Vani tutti i tentativi di rianimazione messi in campo dai medici del SUEM intervenuti sul posto. Illeso l'agricoltore alla guida del trattore. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ora nel Bellunese, perché è stato circoscritto e domato il furioso incendio divampato nella tarda mattinata di ieri a Mezzocanale nella Val di Zoldo. Alle prime luci dell'alba il personale dell'antincendio boschivo della regione ha iniziato l'opera di bonifica dell'area e nel pomeriggio, come ha comunicato l'assessore regionale Bottaccino, un elicottero ha compiuto un sorvolo a titolo precauzionale per controllare la zona e verificare la presenza di nuovi focolai. Tutto il territorio di Val Zoldo, assieme a quello di altri 25 comuni bellunesi, è stato inserito nell'elenco diffuso oggi dalla Direzione regionale di protezione civile, che, viste le condizioni climatiche e vegetative, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in prossimità di aree boschive, cespugliate o arborate.
E sono molti i giovani che hanno abbandonato la scuola, non hanno un titolo, non hanno un lavoro. Per loro il Comune di Venezia torna con un progetto che li aiuta ad intraprendere un nuovo percorso. Vediamo di cosa si tratta. Al via la seconda edizione del progetto Occio al Passo voluto dall'assessorato coesione sociale del Comune di Venezia per aiutare i giovani che per un motivo o per l'altro hanno abbandonato la scuola, promuovendo per loro percorsi di crescita ad hoc. Un servizio nuovo, innovativo per riuscire a intercettarli, individuarli, parlare con le loro famiglie e provare ad affiancare questi ragazzi in un percorso che può sfociare o in un rientro a scuola o dall'altra parte può anche sfociare in un percorso di inserimento lavorativo con un tirocinio e poi con un'assunzione. Nella prima edizione sono stati 130 i ragazzi che hanno avuto accesso al progetto e 112 hanno seguito un percorso personalizzato di accompagnamento e orientamento al mercato formativo o del lavoro e il 50% dei ragazzi si presentava con difficoltà e disagi di vario tipo, da quelli personali a quelli relazionali. Con loro ha fatto un percorso insieme alle due cooperative che ci affiancano, Coges e Sumo, di affiancamento e accompagnamento. Ecco, molti di questi giovani poi hanno trovato un percorso lavorativo proprio o dall'altra parte sono rientrati a scuola e quindi hanno concluso un percorso formativo importante poi per avere un titolo in tasca. Le attività proposte sono costruite appositamente per rispondere ai bisogni specifici dei giovani tra i 16 e i 22 anni. È un progetto flessibile, capace di dare sostegno a esigenze e aspirazioni anche molto diverse tra loro. Ogni ragazzo infatti può approfondire, insieme ad un operatore specializzato, le tematiche preferite verso cui è più portato. Il progetto coinvolgerà 60 giovani tra i 16 e i 22 anni. Dovranno avere la residenza o il domicilio nel Comune di Venezia. Conferenza stampa convocata alle 18:45 a Palazzo Chigi, per ora in ritardo, quindi bisognerà attendere ancora un po' per conoscere il nuovo DPCM. Io intanto vi ricordo l'appuntamento questa sera con Ring alle 21:15. Gli ospiti di Ferdinando Avarino saranno l'assessore all'istruzione nella regione del Veneto Elena Donazzan, Mario Conte, sindaco di Treviso, Vanessa Camani, Partito Democratico, e Marco Bonnet, giornalista del Corriere del Veneto. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi l'informazione che arriva dal Veneziano. Arrivederci. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento. Domina ancora l'alta pressione sul nostro territorio, si prospetta un'altra giornata all'insegna del bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 3 marzo. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione del tutto simile a quella dei giorni scorsi. L'anticiclone ci regalerà ancora un tempo asciutto e stabile, tanto sole su tutti i settori, cielo sereno, al massimo con qualche locale velatura. Il clima sarà sempre gradevole, con temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece comprese tra 11 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione, anche qui ampio soleggiamento dappertutto, solo con qualche isolato addensamento, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, precipitazioni assenti, anche qui vedete sarà soleggiato, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi sparse. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 17 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.